chiamo Vito Scaletta. Sono nato in Sicilia nel 1925. Quel ragazzino sono io, con i miei genitori e mia sorella Francesca davanti alla porta della nostra vecchia casa. Non ricordo molto del vecchio paese, a parte fame e povertà. Poi un giorno mio padre decise che era ora di andarsene. Andarsene dalla Sicilia, oltre l'oceano, per iniziare una nuova vita, in America. In vita mia non avevo mai visto nulla come Empire Bay. Era bellissima. Per contro, non avevo mai visto nulla di più schifoso e disgustoso della nostra nuova casa, un buco di merda. Il sogno americano. Che altro un incubo. Mio padre lavorava al porto per il tizio che ci aveva organizzato il viaggio. E il lavoro gli rompeva la schiena e i pochi soldi che ricavava se li scolava. I miei mi mandarono a scuola. L'inglese dovevo impararlo. E in un quartiere italiano non ci sarei riuscito. E lì incontrai Joe. Vito, avanti, sbrigati! Col tempo io e Joe diventammo grandi amici. E dato che eravamo entrambi poveri e non c'era lavoro, merda, avviammo una piccola attività in proprio. Fermo! Polizia! Fermo! Vito, di qua! Tirami la borsa! Fermo! Lo sparo! Cazzo. Ok, bastardo! Gambe aperte! Cazzo. E mani bene in vista! Mi dispiace, Vito. Beh, quella volta non andò tanto bene. Era il 43. L'America era in guerra e l'esercito cercava gente che parlasse il siciliano per l'invasione. Avevo 18 anni e tutto era meglio della galera. Chi lo dice che a casa non si torna? Operazione Husky. Ero nel 504esimo paracadutisti. L'11 luglio avremmo dovuto lanciarci sulla costa sud della Sicilia. Ma ci colpirono e dovevamo lanciarci ben oltre le linee nemiche. Rimanemmo in 3. Senza la resistenza locale saremmo morti. Così quando i soldati di Mussolini arrivarono in paese facendo il loro comodo, restituimmo il favore. Se nessuno parla, quest'uomo morirà! Salve ragazzi e benvenuti a una nuova puntata con Users Videogamer Italia. Qui è Mike94 ed ecco a voi la nuova serie, come avrete ben capito, di Mafia 2. È un gioco che a me piace tanto, ha una trama molto bella, un gameplay altrettanto figo. Giocheremo a modalità difficile sperando di non fare grandissime figure di merda. E da un po' che non ci gioco e mi ha fatto piacere riprenderlo per voi e anche sinceramente per me stesso. E andiamo avanti con la storia. Ok, Scaletta. Allora, traditori! Per andare subito, il dialetto siciliano reso, diciamo, alla perfezione. Non sono siciliano, però spero che ovviamente questa serie vi possa piacere, come spero che vi siano piaciute anche le serie degli altri giorni. E che cazzo viene? Oh?
fare prigioniere prima che arriva l'esercito. Caporale, questo dice che stanno arrivando altri soldati. Cerca di tenere duro. Ok, tu e Williams eliminate quel nido di mitragliatrice, poi trovate i prigionieri. Ci serve ogni uomo che... Vedete anche ambienti, panorama. Fatto proprio bene, secondo me, come gioco. Abbiamo trovato la mitragliatrice. Occhio! Bomba! Ecco, subito in fin di vita, giusto per iniziare alla grande. Ehi, Scaletta, ancora tutto intero? E insomma, Allora muovi il culo e andiamo. oh Prendi tutte le calma. munizioni che puoi. Potremmo non trovarne più. Importante essere ottimisti. Aspetta un attimo, so. Prendo un po' di cose. Aspetta. Vai. Sulle scale! Ecco, ora vi posso far vedere la mia proezza con la mira. Ecco appunto. Vabbè, che mira di merda. Ecco. Alle prove che ho fatto gli altri giorni giusto per il primo livello, per vedere come ricordarmi come si giocava. Sono morto 2 volte solamente in questo punto, per farvi capire quanto sia forte. Ecco, non è morto. Mamma mia, chi è di ferro. Cucù. Morto. Ah dai. Dai cazzo. Un po' spavaldi, ma va. Cazzo, stanno sparando. Spariamo pure noi. Beh, dobbiamo passare di qua. Subito. Andiamo. Ah no. Ah sì, di qua. Aspetta. Vai. Diciamo che è un po' simile come gioco, insomma, come modalità di gioco, un po' a GTA, però ambientato negli anni 50. E devo dire anche con una trama un po' più profonda, secondo me, rispetto a GTA. Anche se ovviamente GTA è un giocone anche lui, secondo i miei modesti pareri. Purtroppo il video di oggi sul gameplay sarà molto breve. Mentre aspettate, mi sto sfogando contro tutti. Spara un po' anche la statua. Durerà un po' poco perché ci sono parecchi filmati introduttivi. Poi vabbè, vi prometto che i prossimi video saranno più sul gameplay. Semmai potremmo fare anche qualche puntata sul cazzeggio, su rapine. Perché qui vabbè, ovviamente si possono rapinare i negozi, rubare oggetti e armi ovviamente. Potremmo fare ovviamente sia video di storia, ma video anche un po' così alla cazzo di cane. E ora vabbè, con questo video vi saluto. Un saluto da Useless Videogamer, da Mike94. E mettete un bel mi piace, condividete, iscrivetevi e commentate. Ciao ragazzi. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Sparate, becciotti! Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un'offerta da fare! Crepi davvero, Don Calò? Quello è finito! Cacetto, un congeco hanno samarità come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete! No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noiazzi del posto. Ci rendiamo? Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, Don Calò, boss della mafia siciliana. Quel giorno un'intera guarnigione si arrese. E perché? Perché glielo ordinò.